più sostanzialmente ho vissuto voi, ci sono diverse persone che l'hanno tutti più o meno abbiamo fatto la nostra scelta. C'è un suono che non è stato controllato purtroppo, questo già è nel position, comunque ci proviamo lo stesso. Ma tu rimani un altro inverno, morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la vita per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente. La tormentata, la 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 la, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà. Cantami questo tempo, lascia il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti, maschi, femmine, cantanti, su un tappeto di contanti nel cielo blu. Certo bisogna fare di strada dalla ginnastica d'obbedienza sino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Ea, 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 generali che si fregiano nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto, dove i figli della guerra pallidi per un'idea, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie e le bandiere legate strette perché sembrassero intere.
sulla collina, dormo, dormo, sulla collina divina. Ecco, io da quando non c'è più Marco ho come tutto impattato con la realtà, da solo, perché il problema, diciamo quello che è accaduto con la morte di Marco, ho detto che sono nato nel 62, non era un vezzo, così come anche quello di dare un minimo di stato di chitarra classica tirando in ballo la pure, era un modo per dire di una generazione. Io personalmente con la morte di Marco ho realizzato, ho impattato come lui ha impattato, tant'è che io la morte di Marco sono venuto a sapere nel mio primo lavoro, no, in realtà il secondo, di notte lavoravo e leggo il giornale e qualcuno sapevo che come me l'aveva conosciuto, insomma. Però questo impatto con la realtà sostanzialmente l'abbiamo fatto tutti da soli. Evidentemente non viviamo in una società diciamo libertaria, socialista. Ognuno si deve arrangiare come può e se non è figlio di nessuno, non ha un indirizzo in tasca, non ha le mani in pasta, per Fabrizio. Quando poi è morto Fabrizio è scoppiato un florilegio, tutti quanti a cantarlo, no? Credo che non abbia mai venduto tanto quanto da morto, ma succede sempre così, perché come dice Dostoevskij, puntualmente per artisti, la gente puntualmente ci arriva in ritardo. Ho preso a cantarlo dopo 3 anni perché dicevo, ma qui mi sembra che c'è la cosa più sostanziale, cioè che era un uomo con i vostri stessi malesseri, né più né meno, attaccato a una chitarra come una scialuppa, e a cercare disperatamente comunità, società diversa, altra. Se fosse stato per lui avrebbe fatto il contadino. Ho conosciuto personalmente Mark Harris, il quale mi diceva a volte era faticoso andare in giro con lui e io l'ho detto, scusa, ma Fabrizio, se ti rompo i capi con gli occhi, casa, no? Certamente lo paghi lui, che è quello della stalla, quindi questo dover mediare. In questo stato e ho fatto questo, cercando di restituire appunto quello che dicevamo, l'uomo che veramente era attaccato alla chitarra con la scialuppa. Posso capirlo, perché a volte mi sento anch'io attaccato alla chitarra come una scialuppa. Tornando a Marco, ma questa è una chiacchierata a 3, perché inevitabilmente chiamando Carlo Ghilardato, che poi in realtà quindi sono un po' il posto, nel senso che ho detto io ci devo essere, ci sarò, quel po' che so fare lo faccio. Questo è il stesso accendino. C'è qualcuno che me l'accenderebbe per favore? Vorrei fare un po' di traverso, scusate, non disturbo anche per sé. Anche l'asta è politicità. C'è Fabrizio, che è un nostro degno compagno, lo conosciamo tutti. C'è Marco. Quanti lo conoscessero Marco come tutti, e soprattutto effettivamente il dubbio che è stata una morte che ancora, soprattutto perché l'ho conosciuto, è sospettato, è tollerabile, non è facile. Io direi di cominciare magari con Leggenda di Natale, perché la neve, che è un'idea che si associa al Natale, ha giocato il suo ruolo, questa morte assurda. E perché il Natale di Marco avveniva il 21 di dicembre, quindi non tanto lontano, ma era il suo Natale, tanto quanto, insomma. Leggenda di Natale perché narra di un incanto che si spezza, e così ci ricolleghiamo a quello che ho detto prima.
ma oggi parlerò molto e suonerò meno, tanto non mi pagano. Perché proprio bisogna parlare, ma c'è una società, perché lo stesso problema che giustamente evidenziava Stefano Del Rico prima, no? Io magari sull'organizzazione avrei, però serve, perché un'orchestra se non è ben organizzata poco da fare, produrre gran casino. Però mi accorgo che poi alla fine in sintesi abbiamo degli individui veramente compiuti. E cosa fanno per compiersi? Perché in prima è a se stessi che devono porsi e poi avere un coraggio che è leonino e dire poco, insomma. Alla luce giocavi coi fiumi, avevi l'età che non porta dolori e il vento era un mare, la rugiada una dea nel bosco cantato di ogni quelle. Nel bosco incantato di ogni tua idea. E venne l'inverno che uccide il colore e un babbo Natale che parlava d'amore, d'oro, d'argento, splendevano i doni, ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. Ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. D'argento e di lana, di perle e smeraldo, intrecciò una collana e mentre incantata lo stavi a guardare, dai piedi ai capelli ti volle baciare. Dai piedi ai capelli ti volle baciare. E adesso che gli altri ti chiamano te, l'incanto è svanito da ogni tua idea, ma ancora la luna vorresti narrare la storia di un appassito Natale, la storia di un sogno appassito a Natale. La scelta di questa prima canzone per raccontare la mia storia di marzo, perché
Marco viene arrestato il giorno del mio compleanno, pessimo regalo. Adesso se c'è una cosa che a cui servono le motivazioni dei poeti, quelli che ci danno, e quindi hanno anche la profezia, perché riescono in qualche modo ad avere una tale interiorità che è sostanzialmente nutrita di verità. A volte la verità non è comoda, però la si applica sempre comunque, con tutti gli annessi e connessi, e sono più gli sconnessi che cadono. Però ecco, ci lasciano delle formule, delle poesie, dei versi, delle parole che poi dopo comunque si diventano, e lentamente insomma germinano. È il caso di quando ci siamo trovati con qualcheduno a pensare che fosse doveroso ricordare Marco, ci è venuto in mente quando hanno aperto la cella, dai, ho usato anche un recente libro d'inchiesta sulle morti in carcere, no? Quando hanno aperto la cella, che è una canzone del 62, perlomeno la prima incisione del 62. Quando ho aperto la cella ero già tardi, perché con una corda sul collo freddo pendeva di che tutte le volte che in gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando mi chiesi impiccò. Stanotte sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Nel buio Miche se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Io so che Miche ha voluto morire perché gli restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, che un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli marito, lo avevano perciò condannato 20 anni in prigione a marcire. Però adesso che lui si è ammazzato, la porta gli devono aprire. Seppure non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà, senza il prete la messa perché di un suicida non hanno pietà. Domani alle 3 nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome l'ha data su lui e qualcuno una croce col nome l'ha data su lui Ora, una cosa
cosa di cui ho precisa consapevolezza era il fatto che non si fosse dei cuccioli. Marco è morto giovanissimo, 23 anni, ma quando noi ci frequentavamo eravamo dei cuccioli, perché avevamo 15, 16, 17, 18 e insomma, sì, poi ci siamo creduti in vista. Io è vero anche che sono tornato su a Bologna, una parentesi, ma cuccioli non certo del maggio, direbbe Fabrizio. No, eravamo dei cuccioli di febbraio, forse, nati al freddo. O inverno, chissà. Però ecco, ricordo fortissimo questa gioia dello stare insieme e che una canzone in qualche modo esprime, che è una canzone che Fabrizio incide, pur non essendone l'autore De Gregori, la incide prima. De Gregori, per una questione di rapporti di forza, ha dei problemi a inciderla, perché è una canzone che lascia sotteso un testo che fa capire come questo sia un paese dove il fascismo è sempre risorgente, anche grazie proprio al menefreghismo della gente. E poi perché c'è sempre l'uomo della provvidenza, no? Quello che sistema tutto, e tutti puntualmente credono al nuovo candidato di turno. E questa canzone ci raccontava, insomma, questo sì. Ecco, perché poi uno dice perché canti Fabrizio? Perché è qualcosa che resta. Perché cosa resta? Marco comunque resta, perché per come l'ho conosciuto io e frequentato io, probabilmente oggi avrebbe avuto i miei stessi problemi, perché aveva, come dissero anche i genitori tra l'altro, perché l'ho conosciuto durante il periodo della controinchiesta, sono stato spessissimo a casa vostra, e i genitori fanno una cosa che insomma, magari ve la dico dopo, però associato ad un'altra canzone, però che Marco fosse un giovane di straordinaria sensibilità umana, prima ancora che politica, aveva un tocco particolare, una finezza d'animo, per quanto poi era no? Ma insomma, faccio la canzone, però vi ho avvertito, stasera parlerò molto e canterò poco, va bene così, è quello che ho voglia di fare anch'io. Quando mi chiesero, ma allora tu intervieni, racconti la vicenda, perché la seguì parecchio, perché in qualche modo poi dopo ero quello che si occupava nel dividerci un po' gli incarichi, col fatto che io lavoravo la notte, dormivo la mattina, motivo per cui non sono venuto al funerale, ma il pomeriggio era bello pimpante per andare in giro a rompere le palle ai giornalisti e a passargli le voci, no? Perché poi diventava anche un gioco. Ricordo che allora ho maturato un po' forse sicuramente questo fatto di mantenere delle relazioni e cercare sempre di fare in modo di motivare, perché i giornalisti poi sì, vabbè, cosa devo scrivere, come cosa, no? Allora dovevi dire qualcosa che magari tu poi hai saputo da un altro ma non sapevi fino a che punto, perché in quel periodo veramente si è letto di tutto. Stefano Lonza ha avuto, diciamolo pure anche sul mio suggerimento, di caricare sta cosa, per quanto antipatica, però era importante perché ti dà tutta un'idea di una dinamica di cose che a volte sono anche contraddittorie, a volte si precisano meglio, a volte si definiscono, a volte vengono lasciate perdere, vengono dette, poi non vengono riprese, a volte vengono dette riprese, è tutto un bailame di situazioni che insomma ancora adesso se ci penso un po' effettivamente, cioè c'era, a volte era anche comico, come sa essere la vita, comica e tragica insieme, non sembra niente di nuovo. Una canzone, Mio padre aveva un sogno comune, condiviso dalla sua generazione,
Mussolini, buonasera. Che insomma, condiviso dalla sua generazione, la mascella, il cortile, parlare. Troppi morti lo hanno tradito, tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella. Chiude gli occhi e si mette a sognare. Chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia a giocare col nero per di sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che strane creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee. E suo figlio è una nave pirata. E suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà. Il gran capo ha la faccia serena, la cravatta intonata alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire gli aquiloni, si è seduto fra i ricordi vicini, rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani. Noi decodifichiamo subito che quei bambini che guardavano il muro, si guardavano le mani servono per tirare giù quel muro. Questo ci era chiaro, insomma. Adesso, quello che può essere successo quel maledetto 10 febbraio sicuramente è quello che faceva fare l'indebito, sicuramente che ha colpito un carabiniere in Borghese, quasi sicuramente la parte della palla di neve adatta nel risvolto dei pantaloni del carabiniere, che si è fatto girare i coglioni. E come si è fatto girare? Però no, una vecchietta. Il tempo addirittura, che il tempo, lo sappiamo, il quotidiano di Roma è il tempo per morire, il tempo per aver paura, però addirittura arriva a dire che col coltello minacciava. Tant'è che i genitori giustamente faranno una precisazione che il tempo dovrà raccogliere e correggere. Però ecco, io dico, perché sono arrivata a 54 anni veramente, non sopporto più certe cose, non le posso più sopportare, perché in relazione alla mia vita professionale, dove ho sempre lavorato bene, anzi oltre, non ti viene passato un cazzo, ma forse perché in tasca. C'è gente che invece fa degli strafalcioni quotidianamente,
delle puttanate, con tutto il rispetto per le puttane, Fabrizio sempre qua, è giusto, e sono lì, perché il tempo ormai ha degli anni addosso, no? Il giornale, ragazzi, di una qualità che è sempre stato, un modo che ha di fare informazione, no? Di titolare, è diseducativo. Nel caso di Marco fu ingiusto, nel caso di Marco fu estremamente offensivo, a dir poco, rimanendo sempre in termini educati. Tornando a noi, quel giorno sicuramente il portato di Marco è venuto fuori, essendo un ragazzo di grande cultura libertaria e anarchica. Non ha pensato, ecco, e poi io oserei dire, mettiamoci anche il fatto che c'è un dato che è legato anche al tuo momento esistenziale, circostante, magari sei meno portato a mimetizzarti. In quel caso Marco non si è affatto mimetizzato. Per quello che da sono, e lo stronzo sei tu, non sono io, no? È chiaro che in una situazione così i rapporti di forza vogliono che il più debole soccomba. E questo è più o meno quello che è accaduto. Per narrare questo momento, dove possiamo immaginarcelo tutti, no? Uno che esce, Marco che esce, c'è la neve, comunque una giornata diversa, purtroppo non ha trovato un amico che era andato a cercare prima di andare in centro, purtroppo non aveva più neanche quella bella ragazza che sappiamo, e quindi era solo, non c'era più neanche il coro di Dinamita anarchico Romanov. Allora, prendiamo ad esempio le diseducteurs, perché voglio dire, lì è uno che ha perso il padre, la madre è morta di crepacuore, i fratelli sono partiti in guerra quanto lui, la sua compagna è stata violentata durante la sua assenza quando era prigioniero. Giustamente scrive il presidente, cioè l'anarchico non ha paura, l'anarchico vero dice cazzo, egregio signor presidente, punto 1, 2, 3, 4, più chiaro di così, è la verità. Allora penso che ci sta bene in questo momento per descrivere, ma nell'impattare con però avrebbe avuto i suoi buoni motivi, alcuni li vedremo oggi. Monsieur le Président, je vous fais une lettre, je vous lirai peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour vous. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais décider. Depuis que je suis né, je veux mourir mon père, je veux partir mes frères, et nos enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe, et c'est mon cœur de bon, et c'est mon cœur de bon. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé et tout le monde s'est passé.
bon matin, je fermerai ma porte, au nez des animaux, j'irai sur le chemin. Je dirai ma vie sur les routes de France, des poètes en Provence, et je dirai aux gens, refuse d'obéir, refuse de la faire, n'allez pas à la guerre, refuse d'obéir. S'il faut donner son sang, allez donner les vôtres. Vous êtes bon et bon, merci. Poursuivez, prévenez vos gendarmes que je porte des armes et que je sais tirer, et que je sais tirer, et que je sais tirer. Non c'è stato molto tempo, a dire il vero, da quando abbiamo preso questa decisione. È un onore del vero, devo dire in primissima partita da Francesco, che ho subito accolto, che ho fatto rimbalzare e che ci siamo tutti azionati all'istante. È stata proprio una chiamata Brothers in Arms, cioè, e questo almeno ci ha salvato umanamente. Ormai qui è difficile riconoscere l'umano da quelli di pubblico, non so. Per fortuna Stefano De Rico aveva mantenuto tutto quanto, anche Claudio Ghinelli oggi ha portato del materiale che aveva tenuto, però prima Pitto non era disponibile, non era qui a Roma. E io avevo qualcosina, ma poco. Allora mi sono preso la briga di andare da Stefano De Rico, da Londra, e guardarmi un pochettino tutto il trascorso. Mi ha preso un colpo quando sono arrivato al protocollo del ministro che risponde alla prima interrogazione, perché porta il numero 1927, anzi il primis 27, che è la prima cella dove Marco, ed è importante perché nella prima cella è dove intanto erano 4 e 4 detenuti, sia nella cella 27 che nella cella 12 erano 4 e 4, quindi già uno spazio piuttosto ristretto, ma nella prima avvengono delle cose che, per come vengono raccontate, non ci credo, non me lo può venire a raccontare nessuno, perché che Marco spenga delle cicche in faccia agli altri mentre mangiano, che Marco addirittura immotivatamente, scrivono, dà 2 pugni a uno che stava lì sul letto. Costanti Giovanni, uno dei 4 detenuti, stava lì sdraiato sul letto e Marco gli va a dare 2 cazzotti immotivatamente. Addirittura da quella cella si dice che esce con un lembo di lenzuolo, quindi già sta preparando la sua. La cella 12 è diverso, perché la cella 12 si arriva alle 3 del mattino, tant'è che quelli da dentro non ricordano nulla, però come giustamente evidenziava Stefano Lonza, la porta divisoria del bagno, tra l'altro maniglia era aperta, non era chiuso, non era un ambiente a parte e così via. E poi uno che ranco a casa, lasciamo perdere, dettagli. Però questo 1927 mi richiama una cosa, a noi particolarmente cara, insomma una memoria viva.
Here's to young Nicola and Bud. Rest forever here in our heart. The last and final moment is yours. The agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bud. Rest forever in our hearts. The last and final moment is yours. The agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bud. Rest forever in our heart. The last and final moment is yours. The agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bud. Rest forever in our heart. The last and final moment is yours. The agony is your triumph. A pieno titolo, e vale per la memoria nostra, vale sicuramente. Marco non è distante dal sacro gli è toccata la stessa sventurata fine. Per certi aspetti poi non cerca il martirio, non è da persona sana cercare il martirio, però che ti vengono a rompere i coglioni. Se tu porti una verità tale, tu metti paura, c'è poco da fare. Nel caso di Sacco Vanzetti rappresentarono sicuramente la condizione di milioni di migranti. Beh, se ci diventano anarchici, no? Che succede? Che gran capitale. Nel caso di Marco è interessante, perché io credo che apparteniamo a una generazione che forse è stata l'ultima, siamo partiti con la cura di Bach, che era un pretesto per stand up, alzati. Era una cultura che comunque teneva conto della tradizione, prendeva il meglio della tradizione, però sapeva evolversi. Ed era una società che esprimeva una cultura, che finiva anche, anzi, le due cose si alimentavano, la cultura si alimentava con la politica e la politica si alimentava di cultura. I poeti, gli artisti erano tenuti nella giusta considerazione. Piatto per loro non mancava mai. Vorrei cercare di non fare confusione, perché i ricordi che ho di Marco sono vivi, come diceva, molto vivi. Sì, poi rischio di parlare troppo e suonare poco. Allora, torniamo al momento dove ci siamo lasciati prima, no? Il rapporto di forza. Adesso sentite un po' questa storia, perché in qualche modo un po' ve l'ha annunciata Stefano Lonza, no? Marco passeggia per la strada. Vabbè, la vecchietta lasciamola perdere, che tanto sparisce, non sappiamo più niente di lei, quindi è inutile tirarlo in ballo ancora, no? C'è quest'uomo che comunque avanza, vede la scena e guarda, non dice niente, però guarda. Oh, vi sto dicendo cose che sono scritte sul verbale firmato dal sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Conti, che ognuno si assumesse le sue responsabilità. Lo guarda semplicemente quest'uomo d'ordine, perché insomma, se uno aggredisce le vecchiette, l'uomo d'ordine, anche se è in borghese, si fa presente, no, perché sembra un film, cioè, se non ci fosse di meglio. È Marco che lo aggredisce, gli dà un giocatore.
fatta al muro, no? Un spintore talmente forte che questo va a finire al muro. Allora questo dice, ma oh, e Marco subito, Marco non dice neanche niente Carabiniere, c'ha solo uno sguardo interrogativo, è una brava persona, nel senso che prima di tirar fuori pistola e tesserino, una persona, cioè, voglio dire. E Marco, e gli faccio fatica perché non ci credo, dice, che cazzo vuoi? Sacco di merda, ti spacco il culo. 3 parole, robe vendette. E quest'altro allora tira fuori il tesserino, no, quindi subentra l'ordine. E qui Marco, come diceva giustamente, ricordava Stefano prima, a me che cazzo me frega e si allontana. Oh, sentite il paradosso? Questo scriveva, cioè dichiara che richiama Marco e Marco torna e si presta ad andare al commissariato, alla stazione in Selci. Non sappiamo se c'è andato, se ce l'hanno portato e come ce l'hanno portato, questo non possiamo neanche immaginare, ma di sicuro, per come loro hanno scritto, no? È vero che la storia ricorda un po' anche quella di Pinelli col motorino, si accompagna il motociclo, no? E ci va lui di sua spontanea. Perché noi anarchici sappiamo questo fatto di essere molto fiduciosi nell'essere umano, cioè che non ho colpa, paura non avere, paura mai, niente di nessuno. Tant'è che Mussolini temeva tutti, no, temeva in particolar modo gli anarchici, perché diceva no, quelli anche uno da solo gli altri per male riusciamo a inseguirli, a tenerli sotto controllo, no? Ma l'anarchico un po', infatti non è mai stato tenero, ha sempre ucciso anche solo l'intenzione dell'attentato al Duce, no? Sappiamo bene. Vabbè, tutto questo per introdurre la prossima canzone, che è un blasfemo, perché qui abbiamo avuto a che fare più e non solo che con guardie bigotte, qui abbiamo avuto a che fare con veramente non so, dei criminali a cielo aperto, cioè, mai più mi china e nemmeno su un fiore, più non arrossi né rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubando lui. Mi arrestarono un giorno per le donne del vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non uccise la morte ma 2 guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio che imbrogliò il primo uomo lo costrinse a viaggiare una vita da scemo nel giardino incantato, lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padrone, lo fermò con la morte e inventò le stagioni. E se furono 2 guardie fermarmi da via, e proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi può inventare, ti costringe a sognare in un
stanchi? Posso andare avanti, no? No, perché dice appoggia la chitarra, se ne va, perché adesso sparisco di scena, per andare a recuperare il vino. Il vino che è in un bricchetto, preso alla nordica. Pensavo che il vino, ma non più quello. Assolutamente, che bello. No, comincia a salire il calore della comunità. È importante quel momento lì della stazione in via 16, perché a me viene subito da associarlo alla cintura che non è mai più tornata. E viene ad associarlo alla perizia che è di parte. Non viene fatta una perizia da parte dei familiari, come è stato detto, è stato purtroppo un grave guaio, ma non ci avrebbe ridato mai, ovviamente, però almeno li avrebbe un po' inchiodati di più alle loro responsabilità, no? Da subito. Quella perizia di parte, dicevamo, comunque parla di un collo un po' reciso. Quello che è buffo, tornando al brigadiere che è stato citato, il cognome Rendi, io vi dico anche il nome, Paolo maledetto. Paolo Letta, il brigadiere. E qua, incredibile, questa storia è veramente dell'incredibile, cioè finché Marco è da solo con lui torna mansueto e vanno al commissariato. Non appena arriva al commissariato Marco cioè gli sferra un calcio nei coglioni sempre a questo Paolo Letta. Ma secondo voi aspettava di essere nel commissariato per dare, se proprio era quello che voleva fare Marco? È una storia che veramente, per come la prendi, per come la rigiri, è piena di... avrebbe sicuramente meritato maggiore eco, non perché una morte valga più di un'altra, forse io parlo così perché è una morte che mi appartiene e mi ha fatto anche capire come girano le cose a questo mondo, no? E qui comunque è vero, se c'è un'organizzazione, se c'è una cultura, se c'è una presenza, certe cose passano meno. Dove c'è meno controllo da parte dal basso, è indubbio che si può fare di tutto. E in questo caso è stato proprio fatto e detto di tutto, insomma. Io ricordo che comunque si sentiva avanzare i cosiddetti anni del gelo, gli anni '80, erano diversi, c'è poco da fare, sono stati diversi, eravamo giovani, quindi quando sei giovane, insomma, comunque non è che ti trovi tante cose, però sentivi che cambiava, dove prima c'era non solo comunità, condivisione, ma anche viaggiavi con quelli, trovavi sempre dove mangiare, dove chi ti ospitava, ci si organizzava, era tutto un altro andare. Già negli anni '80 cominciava a scemare. Cazzo, siamo regrediti, come società siamo regrediti. Io ho un ricordo netto che quando uscì, e tiro in ballo il terzo incomodo che è Fabrizio, quindi giochiamo sul sicuro, che nell'81 quando uscì l'Indiano, sul Resto del Carlino il cronista fece un pezzo che me lo ricordo appunto perché mi confermò questa idea che vi ho appena espresso, criticando e prendendo per il sedere Fabrizio perché aveva perdonato gli autori del suo sequestro. Ma Fabrizio in realtà aveva perdonato
esecutori, non i mandanti. Tra i mandanti, tra l'altro, è il caso, visto che qui è sempre bello in un luogo anarchico dire un po' male dei comunisti, di certi comunisti, ecco. C'era anche un assessore, un sindaco del PC, probabilmente perché l'etica non è una cosa che si può fare anche a meno. E io ci rimasi e ho detto, ma come il perdono, un gesto antico, che comunque è perdono. Decido di non rispondere nel modo in cui tu mai di spiegarti, di vedere, di... No, qui proprio veniva sbandierato e poi con purezza, cioè, voglio dire, sono rimasto un po' così, però mi ha fatto un po' capire che aria cominciava a tirare. Da quel disco prendiamo Hotel Supramonte, dai. E se va all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in pianto e un solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scusi, accusi e scusi, senza ritorno. E ora viaggi, vivi, vivi, o sei perduto, col ordine discreto dentro un cuore. Ma dove, dov'è il tuo amore? Ma dove hai lasciato il tuo amore? Grazie al cielo ho una vecchia, le scrivo, ho un treno da perdere. Grazie a te. All'hotel ho visto la neve sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza parlare. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dove, dov'è il tuo cuore? Ma dove hai lasciato il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bus che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli è ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole solo. Ma dove, dov'è il tuo amore?
dove hai lasciato il tuo amore. Dalla stazione Selci ci portiamo al carcere, però il fatto è che Marco non si chiama Don Raffaele, perché probabilmente sarebbe sempre finito a Regina Coeli se il caso avveniva a Roma, ma forse non sarebbe stato che prima in una cella di 4, poi in un'altra cella di 4, poi insomma qualcosa sarebbe successo che l'avrebbe, no? È strano poi perché quell'ingresso in carcere sembrerebbe che lui, una volta dentro la prima cella, che è comunque una cella collettiva, avesse chiesto: no, io sono in isolamento, devo stare in isolamento, avete tutti l'isolamento, no? C'è chi dice anche sei indignato per questo, no? Misero diritto, no? Però dico, no? Ci credo, quello è verosimile. Questo è Tommy, ma infatti si faceva per parlare Tommy, sei andato sui coglioni come Tommy, e non sempre con ragione. E comunque non lo dico più. Ma anche la seconda cella non sembrava tanto di isolamento. Ecco, però vedi, la seconda cella apre un nuovo quesito molto grosso, molto grande, ma era vivo ancora. Perché? Perché l'autopsia dice che potrebbe essere morto anche alle 3 del mattino, anche alle 4, però sa, tutti dormono a quell'ora, chi cazzo rompiamo i coglioni, no? Aspettiamo domani mattina, quando sono, no? Sì. Tant'è che quelli della seconda cella, numero 12, non sentono niente, non vedono niente, uno lo vede alla mattina, però ha paura, non lo tocca, chiama il brigadiere, il quale arriva e allora a quel punto poi partono i soccorsi, cioè è tutta una storia costruita che poi dopo ossigenazione, massaggio cardiaco, bocca a bocca, fanno di tutto, no? Poi però, visto che chiamiamo l'ambulanza, no? E poi l'ambulanza comunque a Santo Spirito lo vedono per vedere. Tra l'altro nel letto tra le righe si intuisce anche che si intuisce come se non è una morte proprio recentissima, se uno legge con attenzione. Se la sono proprio fatta e cantata per loro non è proprio fatta, è proprio scritta come gli pareva. Non era Don Raffaele, bensì Marco Valerio Sacco, come la vedi? Beh, questi mi danno un po' di supporto ritmico, fate un po' di coro, un po' di Napoli, mi date una mano. Io mi chiamo Capiro Pasquale, so Poggio Reale da 53 e al 100° catenaccio alla sera mi sento uno stretch per qualcuno dal calcio speciale c'è un uomo gigante che parla con me tutto il giorno con 4 fabbri, briganti, patroni, cornuti e l'archeo tutto il giorno costa
leggo il giornale, mi consiglia con Don Raffaele, mi spiega che prezzo è bellissimo caffè. Ah, che bello caffè, in casa già sanno fa, la ricetta del Cicirino, la compagna di Cerla ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello ma asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quel uomo sentissimo immenso, chiedo consenso a Don Raffaele Galantuomo. E fine si figlia, chi su una casa ci danno consigli, mentre assessore che Dio non perdoni, le pronuncia lieve visori. Poi mi basta una sola luce, che sto questo ci leva una croce, con rispetto sei fatto nel tempo, mi ho spremuto volito caffè. Ah, che bello caffè, pure che bello Giusanna va, la ricetta che ci gira, la compagna di Cerla ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure che bello Giusanna va, la ricetta che ci gira, la compagna di Cerla precisa mamma. C'è stata inflazione, la svalutazione, la borsa c'è la micella. Io non tengo conto che chi lo stipendio io non se sogno papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio l'onta con la fate da sé. Voi che dico un cappotto cambiato che il maxi processo era l'altro più bello. Un vestito gessato marrone così ci è sembrato alla televisione. E se nozze vi prego eccellenza, mi prestasso per fare presenza. Io già prima mi scrivo gite per granite campane e volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in casa ci sanno fa, che ricetta del Cicirino, la compagna di Cerla ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in casa ci sanno fa, che ricetta del Cicirino, la compagna di Cerla precisa mamma. Ve lo giuro sarebbe un santo, ma che tutto voi state a pagare, e fuori di se stanno spassando. A proposito tengo l'ucate che da 15 anni sa, dico wow, chi l'ha fatto 50 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi, voi che date conforto da noi, eminenza mi baci in cuore, chi lo vuole che tornare con me, che crema d'erbe, che chi c'è caffè. Non dureranno molto. Non ho molta voglia di parlare. In realtà avevo preparato delle canzoni che avevano a che vedere con i nostri tempi. Chissà perché, ma musicalmente, lo sappiamo tutti, gli anni 72, 73, 74, 75, 76 sfurano una valanga di dischi che sono capolavori, che ancora oggi restano. Sono partito da lì, però ci metto anche il 76 con Desire di Bob Dylan, che non è un caso, poi e con Marco quelli ci li siamo ascoltati tutti. Inevitabile. La musica poi allora aveva veramente un portato di libertà, cioè scegliere certi artisti piuttosto che altri,
e quindi inevitabilmente ad esempio questa ve la ricordate? Come faceva? Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo, se mi segue nel cammino. Venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo Toma che dia loro più ricchezza e mai successo. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte. Chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente. E mi dice, stai attento che resti fuori dal gioco, se non è niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte e come un quadro che sta in soffitta gli parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice, stai attento che resti fuori dal gioco, se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia, e forse allora mi troverebbe divertente. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà. Questo è
insomma, come Maria, e questa canzone sparata al massimo. Non potevo certo immaginare quanto questa canzone poi si rivelasse nel tempo vera. Le canzoni restano perché, se sono buone, sono elementi di verità che cantano le gioie e i dolori di tutta l'umanità. E questa è una canzone che sicuramente anche per Cent'anni, quella di Fabrizio ancora di più, insomma, comunque sono canzoni che lasciano, che dicono qualcosa, e umanamente continuano a parlarci. Certo è che avevo un altro tratto comune con Marco, che non so perché era un ragazzo talmente disastrato, perché ero cresciuto in collegio, sbattuto di qua, sbattuto di là, poi con la madre, col padre, poi dopo finisco a fare il geometra, per farla breve. Ed era un altro tratto che avevo in comune con Marco, perché se c'erano due che non c'entravano un cazzo con l'istituto tecnico geometra, eravamo io e Marco. Cioè, che cazzo siamo finiti dentro a fare? Eravamo i migliori in lettere, però, in italiano, che però in un istituto superiore per geometri non è proprio la materia che per dire come vanno le cose. C'era un altro brano che mi ricordo vivissimo di aver sentito, e anche questo mi narra, ci ho voluto vedere io, l'ho scelto stasera per voi, perché quando si parlava dell'esperienza professionale di Marco, sì, era stato licenziato, però sembrerebbe anche che a Marco il datore di lavoro volesse far firmare una presa di responsabilità per un ponteggio malmesso, no? Siccome c'era stata un'ispezione delle autorità comunali, se la prendesse il Pavia appena assunto la responsabilità. Cioè Marco dice: scusate, già non mi pagate in regola, non mi date i permessi, non ho le ferie, non c'è, e in più, no? Per cui al primo giorno in cui Marco si è sentito male, l'hanno licenziato. Così gira il mondo. Mio padre è seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche unghie, e troppi figli da cullare, e il treno io l'ho preso e ho fatto bene, spago nella mia valigia, non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non vede, non sente, ma parla del suo gallo da battaglia, e la latteria diventa terra. Prima parlava strano ed io non lo capivo, ero il pane con cui lo dividevo, e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, hanno pagato Pablo,
parlare con Pablo. Lui conosce le donne, tradisce la moglie, con le donne del vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata, come la foto. Prima parlava strano ed io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo Vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo Vivo. Hanno ammazzato Pablo, Pablo Vivo. Hanno ammazzato Pablo e Pablo vivo, 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 vivo. Hanno ammazzato Marco. Marco è vivo. Giustamente è stato ricordato che si occuparono due personalità di Marco, perché comunque il lavoro ben fatto di controinchiesta obbligò certi personaggi, no? Diciamo i cosiddetti, quelli che hanno una firma, no? Quelli che hanno un peso, in questo caso Luigi Cancrini, ma anche adesso rimaniamo a Luigi Cancrini, perché effettivamente quello che venne forte fuori da quella questione, dalla vicenda di Marco, è che fu trattato come una cosa, come un pacchetto, alla stregua di una cosa inanimata. Ci fu da parte delle autorità, diciamo dello Stato, una rincorsa per giustificarsi, qualche volta cercare di dire forse l'abbiamo fatta grossa, vabbè adesso forse dobbiamo un pochettino aggiustare il tiro, no? E dico questo perché quando intanto il 17, quindi 5 giorni dopo, Paese Sera riporta anche la voce dal commissariato di Via Selci, dove un carabiniere dalla stazione appunto di Via Selci dice: colui che ha effettuato l'arresto è moralmente distrutto. Beh, così. No? E poi dopo si legge che non era tossicodipendente, cazzo Marco, avrebbe semplificato le cose, ma non ce lo era, non mi risulta. Adesso qui dici tu, scusa se ti coinvolgo, ma io ti ho chiamato, sto parlando con la sorella di Marco, no? Non ho avuto occasione di vederti questa settimana ed è stato più che comprensibile. Scusa, ma scherzi, assolutamente. Tu puoi dirmi se Marco ha avuto uno slittamento, perché molti della nostra generazione l'hanno avuto, con la roba pesante, non credo. No. No, vabbè, quello anche più di qualche, quello anche di più di qualche, perché io abitavo da solo e spesso veniva da me, quindi non so, ma quello non è drogarsi, cioè quello è come fumare la canapa, cioè non è una droga, anzi, anche bene, i fini terapeutici dicono. No, non lo era. Però quando uno legge rapporti che dice
aveva dei precedenti, disagiato psichico, frequentava il centro antidroga, no? Villa Maraini, per fortuna che non gli hanno trovato un buco, 2 buchi, qualche buco, se no lì proprio era fatto, non gli hanno trovato, non hanno potuto dire. Però è incredibile, perché io ricordo invece che con Marco amavamo molto questa canzone che ci veniva da un altro disco di questi famosi che abbiamo detto di quegli anni, no? Che parlava di quello, cioè dei danni che comunque certa roba pesante ha falciato la generazione, più della generazione. Tra l'altro dei migliori, diciamo, se proprio uno deve stabilire una qualifica umana, probabilmente delle persone più sensibili, più portate, insomma a un certo punto comunque questa cosa tratta di tutto, il male. Questa è una canzone che girava molto in quegli anni, no? I love you, can I have some more? No, the damage is done. I hit the city and I lost my pen. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. Song because I love the man. I know that some of you don't understand. To keep from running. Sing the needle and the devil's line. A little part of it in every, but every chunk is like I said. I sing the song because I love the man. I know the some of you don't understand. Ma Marco aveva capito che era meglio evitare. Basta, cioè basta, se ne sarebbe qui da dire. Però resta sicuramente il piacere di averti conosciuto, di aver visto anche i compagni con i quali siamo occupati della vicenda in maniera proficua. Eravamo pochi anche allora, ma facevamo un bel lavoro che ha reso un minimo di giustizia a questa morte. E direi di chiudere questa serata con Anime Salve, che è il testamento di Fabrizio, no? Che si rivolge un po' al singolo individuo. Anime Salve come spirito solitario, che insomma si cerca e soprattutto, se si intende, possono avviare sicuramente delle grandi trasformazioni. E comunque, grazie Carlo.
Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono state giornate allora, mille anni al mondo, mille ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi di idee. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria non basta ancora, cose svante faccio e poi il futuro. Belli amanti scelerati, saranno scontri, saranno cacce, coi cani, coi cinghiali, saranno rincorse e morsi a fanni per 1000 anni, 1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Mi sono spiato nelle mie famiglie, abortire i figli, mi son guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridere, mi sono visto di spalle che partì. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, 1000 ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che grande è il mio tempo, che bella cosa.
Ciao Marco, ciao.